Sono una trentina gli agenti della polizia locale ad aver effettuato un controllo speciale in contemporanea nei parchi cittadini di Padova. Parola d'ordine: rispettare il colore rosso del Veneto. Con loro la supervisione dell'assessore preposto Diego Bonavina. Ci si può muovere soltanto per motivi di lavoro, per motivi di salute e per fare dell'attività fisica individuale. Quindi ipotizziamo che i parchi, gli argini siano i posti più frequentati. Noi, grazie all'attività della polizia locale che è sempre presente, aiuta i cittadini in tutto e per tutto, abbiamo deciso, come è giusto che sia, di controllare un po' di più queste zone. A Padova abbiamo dei parchi meravigliosi, abbiamo degli argini che sono molto frequentati normalmente e oggi bisogna che la gente sappia con certezza che può farlo per fare dell'attività fisica individuale utilizzando la mascherina. Insomma, un controllo non repressivo ma benevolo, perché l'atteggiamento dei padovani in generale è molto buono. L'utilizzo della mascherina è abbastanza, anzi direi quasi totalmente recepito dai nostri cittadini e di questo ne siamo contenti evidentemente.